Fede e scienza non si escludono a vicenda. Oggi, in questi momenti in cui è in corso la pandemia di un virus per il quale al momento non esiste né un vaccino né una cura, il rapporto tra queste due dimensioni si attualizza e trova spazio anche nei nostri pensieri. Ora che il coronavirus ha leso il nostro senso di sicurezza, il tempo per molti assume un valore diverso, siamo sempre più portati alla riflessione. Se prima dovevamo faticare per trovare spazi temporali liberi, adesso molti di noi sono impegnati a riempirli. La fede nella scienza può guidarci sicuramente, ma la constatazione del dolore dell'uomo chiama in causa anche degli interrogativi di natura più trascendentale. Come qualcuno saprà, sono un ingegnere meccanico, attualmente però ho prestato alla politica. Nella mia vita ho sentito forte la spinta del pensiero razionale, orientato anche al tangibile. La mia curiosità si è sempre rivolta alle realtà fisiche, al loro comportamento, ai rapporti che le lega. Ma non tutto il mondo scientifico, come sappiamo, è chiuso alla trascendenza e ai temi della fede. Esistono e sono esistiti grandi scienziati credenti che hanno anche contribuito a mantenere viva questa dialettica. Ho letto tempo fa, nel 2009, uno studio tra i membri dell'American Association for the Advancement of Science ha rivelato che il 51% di questi credeva in Dio o in qualcosa al di là del mondo naturale. Ma lascio la parola agli illustri relatori di questo convegno che sapranno sviluppare il dibattito a partire da Emanuele Franz, che ho già avuto modo di conoscere e apprezzare in precedenti occasioni. Non lasciamoci quindi appiattire dal dramma sanitario che stiamo vivendo, ma ricordiamoci che alcune grandi scoperte della storia avvennero proprio durante periodi di quarantena. Anche la riflessione filosofica non deve esimersi dal fornire il suo contributo in queste giornate sospese tra la dura consapevolezza della sofferenza tra i nostri connazionali e la voglia di vedere quanto prima una luce alla fine di questo tunnel. Che nel dolore quindi si riescano ad intravedere nuovi germogli di confronto, di dialogo e di arricchimento. Un caro saluto e un buon convegno a tutti quanti.